Eccoci cari telespettatori, allora un altro ospite e altre tematiche, cambiamo completamente, questa volta parliamo di animali che ci sono, che sono vicinissimi a noi, di specie anche molto rare che vengono custoditi, mantenuti, fatti crescere, nascere, si riproducono al Parco Natura Viva in provincia di Verona. Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva, grande esperto e appassionato del mondo animale, perché lei ha viaggiato quando finché era possibile, ha girato il mondo insomma, per cercarli, vederli, studiarli e per capire anche quale può essere il modo migliore perché possano vivere e moltiplicarsi anche nella nostra realtà. È qui con noi. Allora, grazie di essere venuto, direttore. A voi. Allora, ci racconti un attimo, perché adesso è stato un momento di quiete con l'inverno, per quel che riguarda il Parco Natura Viva, è stato chiuso, giusto? Certamente. Sì, diciamo che usciamo da 2 anni un po' particolari. Devo dirvi che ero molto preoccupato non solo per il Parco Natura Viva, ma anche sapendo che mancando il turismo internazionale, di fatto anche molti parchi nazionali che conservano specie rarissime sono andati in una crisi profondissima. Immaginiamo che insomma, i parchi nazionali sono gli scrigni della biodiversità nel nostro pianeta e il fatto che il turismo sia l'unica fonte di sostentamento per molti di loro è stato sicuramente un problema gravissimo. Questo avvalora ancora di più, se vogliamo, ecco, questo lavoro che facciamo qui a Verona, che è quello di ricevere da un circuito internazionale, ormai possiamo dire, anche se ha prevalente sede in Europa, queste specie animali con lo scopo sostanzialmente di non solo riprodurle ma anche di gestire il valore della genetica individuale. Una parola sembra difficile, cosa vuol dire? Per capirci, per fare un esempio molto semplice, abbiamo visto che in pandemia ci sono persone che si ammalano, altre che sono asintomatiche, altre che hanno magari sintomi leggeri. Ecco, questo dipende molto dalla genetica individuale di ogni singola persona di fronte ad un agente patogeno esterno. Ecco, quindi il fatto di avere degli esemplari che custodiscono un loro patrimonio genetico proprio è una garanzia di conservazione della specie estremamente importante. Immaginiamoci quanto sarebbe drammatico se sul nostro pianeta noi fossimo tutti gemelli. Quindi avessimo tutti lo stesso patrimonio genetico e la stessa predisposizione magari a contrarre patologie o aspettative di vita. Sarebbe drammatico, invece questa nostra diversità anche individuale è un patrimonio importantissimo e questo è quello che cerchiamo di mantenere. Tutti gli esemplari presenti sono dentro in un database internazionale e questo ci consente di monitorare le loro capacità non solo riproduttive ma anche diciamo, le competenze che hanno nell'allevare i piccoli. Qui vediamo dei fenicotteri per esempio che non sono ancora inclusi nelle specie a rischio di estinzione. Con i piccolini anche, prima si vedeva un uovo. Sì, ecco, questi sono i neonati, ogni anno ne nascono una ventina, ma per esempio molte di queste specie il rischio è il cambiamento climatico, per esempio, no? Che impone a loro cambiamenti nelle rotte migratorie e questo ha incidenza sul fatto che diciamo, potrebbero andare incontro a gravi diminuzioni della popolazione presente in vari continenti. Adesso questo è un fenicottero europeo, chiamiamolo così, e in realtà si muove tra l'Europa e l'Africa, così come esistono i fenicotteri che si muovono invece in Centro America e hanno rotte che anche queste dipendono molto adesso anche dalla presenza dell'uomo. Quindi noi monitoriamo, ecco qui durante la pandemia sui fenicotteri ho potuto fare una verifica molto precisa. Pensate che le zampe dei neonati crescono a una velocità di 1,3 cm al giorno. Al giorno? Al giorno, e questo consente a loro in circa 65 giorni
di essere all'altezza dei genitori, quindi di poter mettersi già nelle condizioni di volo a circa 70-80 giorni. Questa sincronia che è diciamo, insita in questa specie, che tra l'altro è antichissima, pensate che i fenicotteri erano presenti all'epoca dei dinosauri, quindi è una specie antica, quindi è rimasta intatta nei millenni fino a noi, e questo la dice lunga sul successo che hanno avuto. Ed è interessante perché molti ragazzi ci chiedono: ma sono rosa perché mangiano questi gamberetti, mangiano in realtà questi piccoli crostacei microscopici, l'Artemia salina, però la domanda che i biologi si sono fatti è: perché quel colore rosa ha avuto così successo nella storia evolutiva di questa specie? E oggi finalmente abbiamo qualche risposta, e cioè il fatto che essere in gruppo, quindi vedersi da lontano quando si è in volo, vedere il gruppo dei fenicotteri a terra, aggrega gli altri esemplari, creano grandissimi gruppi che arrivano anche a 1 milione di esemplari, e questo rafforza molto la specie, nel senso che dà loro molte più possibilità di sopravvivenza che non essere isolati, perché potrebbero essere cacciati dai predatori più facilmente. Quindi il gruppo è un elemento molto importante, è una cosa molto simile a quella delle zebre, per esempio. Infatti, volevo chiedere, ma questi fenicotteri, che sono uccelli migratori, stanno sempre lì, sono stanziali, oppure prendono il volo perché poi come sopravvivono a queste temperature? Per evitare che prendano il volo abbiamo ridotto la loro pista di decollo, perché se no, diciamo così, la zona in cui li abbiamo sistemati è veramente una zona troppo antropizzata, come si suol dire, quindi con fili di alta tensione eccetera, quindi il nostro scopo è riprodurli per poi assegnarli ai progetti di reintroduzione in natura. Quindi sono destinati a essere reintrodotti in natura? Sì, in questo caso diciamo, lo scopo non è tanto quello di incrementare il numero di esemplari in natura, che per fortuna non sono così tragicamente bassi, ma è quello di andare a vedere, munendoli di un GPS, se le rotte migratorie sono quelle diciamo consuete o se stanno cambiando, e se sì, come e perché. Quindi ci danno una serie di dati, si chiamano biologger, sono praticamente dei piccoli microchip che si inseriscono con dei lacci sul corpo dell'animale, una specie di piccolo zainetto che consente poi di ricavare tantissimi dati sul loro spostamento e su come si muovono. È interessante anche questo. Quali altre specie poi sono destinate a essere reintrodotte in natura? Intanto vediamo dalla regia se ci mettono delle altre immagini. Così. Noi abbiamo un'esperienza che ormai risale al 2004, ecco, proprio qui vediamo la spedizione, una delle spedizioni che abbiamo fatto recentemente, di quello che è il più grande mammifero del nostro continente, che è giusto che ci occupiamo anche degli animali del nostro continente, non molto conosciuto devo dire, però un animale che arriva ai 900 kg, insomma in alcuni casi li supera, ed è questo bisonte europeo, tipico dei boschi dei Carpazi, dove ormai è relegato a vivere negli ultimi lembi delle foreste europee. Eccolo qui, questi nati a Bussolengo. Sono nati? Sì, sono nati da noi, e appunto noi siamo all'interno di questo progetto di reintroduzione. Ecco, pensate che questo animale, una volta rilasciato, è in grado perfettamente di difendersi dai lupi, di scavare nella neve, perché in queste aree qui, anche se le altitudini qui non superano i 600 metri, però è talmente a est dove diciamo, il clima somiglia più a quello delle nostre Alpi di 2000 metri. Quindi adesso l'immagine che noi vediamo, loro sono non a Bussolengo, ma... No, qui sono stati rilasciati nel Parco Nazionale di Polonini, nella Slovacchia orientale, quindi siamo ai confini con l'Ucraina, oggi molto d'attualità, ed è uno dei più grandi parchi nazionali che costituiscono lo scrigno della fauna europea. Quindi siamo qui in collegamento con Rewilding Europe, una bellissima fondazione molto famosa che aiuta la nostra fondazione, che si chiama ARCA, ad avere poi questo risultato. Questo in realtà non è la fine di una storia, ma è l'inizio di una storia nuova. Questi animali vengono tutti monitorati
seguiti, alcuni di loro sono muniti di radiocollari e ci consentono, ecco questo è il nostro dottor Sandri, il nostro veterinario che è capo della spedizione, ecco, ci consentono di avere tantissime informazioni anche sulla loro capacità di adattamento e anche sull'eventuale rischio di bracconaggio, perché ovviamente... infatti io stavo pensando proprio quello, perché è un parco protetto, per carità, senza dubbio, però lì qualche rischio esiste. Devo dirvi la verità, anche con sorpresa positiva, da tanti anni lavoriamo in quelle aree dell'estremo est dei confini dell'Europa, eppure non mi sono mai trovato di fronte a situazioni particolarmente spiacevoli. La popolazione locale è molto rispettosa e l'unico punto, diciamo, di conflitto poteva essere quello dei cacciatori, che ovviamente vedono nei bisonti europei dei competitori, soprattutto quando pasturano i caprioli in natura, quindi mettono magari delle mangiatoie col fieno e ovviamente il bisonte europeo usa quei punti di approvvigionamento per se stessi. Però non abbiamo mai avuto problemi seri e gravi sugli animali rilasciati in natura. E invece per quel che riguarda l'Africa, gli altri animali, avete fatto delle altre introduzioni? Questo che vediamo adesso è invece un altro animale europeo di cui siamo, insomma, i primi in Italia ad averlo, molto orgogliosi, perché questo è un animale difficile. Questo è un gipeto, un avvoltoio fantastico, ecco, calcolate che insomma ha molte caratteristiche simili a quelle di un'aquila, in realtà anche per come vola, bellissimo dal mio punto di vista da vedere, con una caratteristica veramente unica nel mondo animale, cioè che lui grosse, è in grado di mangiare il midollo osseo degli animali morti. E come fa con un becco che non è potentissimo? Prende queste ossa che trova nei cadaveri rimasti magari in natura, le porta in quota e le molla davanti ai sassi che ritiene siano corretti perché si rompano. Quindi un animale fantastico che è nero quando è piccolo, in realtà poi una volta adulto, giovane, quando è giovane, e poi diventa questo colore bianco, e addirittura i maschi di colore bianco hanno l'abitudine, quando sono nella stagione degli accoppiamenti, di imbellettarsi andando a fare dei bagni in pozze ferrose, quindi si imbellettano con questo colore rosa che conferisce a loro un aspetto veramente fantastico. E questo è il momento delicato, perché la schiusa di queste uova preziosissime, tenete conto che in tutta Europa ogni anno siamo riusciti a reintrodurre questa specie che era quasi completamente estinta, quindi oggi abbiamo 300 coppie che vivono più o meno sulle nostre Alpi, e quando nascono sono i pulcini inermi. In alcuni casi dobbiamo usare questo pupazzo che vedete, è un pupazzo che è un guanto indossato da un nostro operatore, e questo guanto consente a loro di riprodurre l'immagine del genitore, e quindi una volta rilasciati non riconosceranno l'uomo come loro corspecifico, ma proprio i loro corspecifici. Questo è proprio per evitare il cosiddetto una strategia proprio di questo tipo. Sì, vedete che il nostro operatore è completamente coperto. Ecco ancora il pupazzo, il momento in cui viene rimesso sul nido con i genitori, ecco perché sono talmente preziosi che non possiamo permetterci di perderli. Quindi sono, come vi rendete conto, insomma, sono lavori molto specialistici che vengono fatti ecco, con le competenze che tutto il nostro circuito europeo ci passa, quindi noi sull'alimentazione, su quante volte vanno alimentati, su quali qualità di cibo devono essere dati. Infatti stavo guardando, perché così sono piccoli, carne rossa per esempio. Sì, ecco, pensate che crescono a una velocità impressionante, perché nascono che sono 160-170 grammi e ad agosto arrivano
arrivano agli 8 kg e 3 metri di apertura alare quasi, quindi ecco, capite che hanno proprio un metabolismo, e questo è il momento in cui ecco, il nostro veterinario, c'è il nostro giovanotto, e viene portato proprio sulle rocce insieme con il forestale. Ecco, questo sono anch'io che do una mano. Quindi ha contribuito, sì, ma pesa, sì. È bello pesantino, È 10 pesantino, kg. sì, perché poi c'è la cassa e tutto, bisogna arrampicarsi un po' su queste rocce dove loro poi spiccheranno il loro primo volo, che sarà ce la da fanno, loro lì ce a la fanno a poco. prendere il volo. Sì. Tutto è andato per il meglio. Ecco, questi sono i ragazzi forestali spagnoli. Qui siamo in realtà in Sierra Cazorla, che è uno dei bellissimi parchi nazionali della Spagna, dove questi gipeti vivono molto aiutati dall'uomo, e devo dire che questi ragazzi sono straordinari, e va sempre il mio ringraziamento a uno splendido lavoro che fanno per riportare questi animali alla loro vita. È importante, adesso torniamo su questi discorsi, ci interrompiamo un attimo con la pubblicità, poi rivedremo anche altre bellissime immagini, parleremo anche di altre specie tra poco.